Susi e Patrizio News, il TG del turismo. Sì, diamo delle dritte, delle idee ai turisti per gite, viaggi. Siamo in collegamento. Sì, e dove sei stavolta? Alle Galapagos? Come alle Galapagos? Sì, alle Galapagos. Dalle Galapagos, ecco qua, sono in collegamento. Partiamo per la prima notizia, però senti, per favore, dilla a te. Così faccio più bella figura. Il crowdfunding di Susi. Misteri non per caso. Sì, ma io non ne so niente. Crowdfunding, misteri non per caso. Non clown fai, non la so questa notizia. Vabbè, lo dico io. Allora, inizia il crowdfunding, cioè la ricerca di soldi, cioè di fondi, diciamo, per una serie bellissima che si chiama Misteri non per caso, che sarà prodotta appunto grazie al vostro contributo. Grazie. Sì, grazie, ma dove lo trovate su Appela, lo vedete qua, ecco, vedete qui, ecco, sì. Andate lì e donate. Investite. E avrete dei bellissimi anche, come dire, doni, no? Nel senso che voi donate e io vi dono. Va bene, ok, andiamo avanti con un'altra notizia. Nel Regno Unito ci sono delle particolari iniziative che offrono stravaganti esperienze per una afternoon tea, cioè tè del pomeriggio, diverso, particolare e sfizioso, cioè dei tè a tema. Per esempio a Londra c'è un tè dedicato a Romeo e Giulietta e ti offrono delle focaccine al formaggio, non so cosa c'entri, era più filologico, un veleno paralizza, vabbè, lasciamo stare. Sempre a Londra un tè a tema Peter Pan, a Londra un altro tè è il Science Afternoon Tea, che si ispira al Museo della Scienza che è lì vicino, è un tè pomeridiano interattivo con astronauti di cioccolato e biscotti ai dinosauri. Vabbè, non dico altro. 2 hours later. Poi c'è un tè dedicato al giro del mondo in 80 giorni con assaggi di sandwich da tutto il mondo e poi a Edimburgo un tè che evoca la medicina del 1600. Sì, in riferimento al dottor Arnott. Ma vai avanti ancora? Sì, ma è interessante perché qui, guarda, come faceva Arnott per fare una diagnosi? Annusava e assaggiava l'urina del paziente. Vabbè, ma è un classico, questo è una cosa. Sì, ma ti danno un tè e fanno finta che sia urina. Vabbè, non possiamo parlare d'altro. C'è a Manchester una festa del tè con drag queen. Vabbè, questo deve essere divertente. Comunque, sempre a Londra, ecco, proprio per andare a Londra, la notizia è che per entrare in Gran Bretagna presto servirà il visto elettronico, cioè l'ingresso in Gran Bretagna diventa più complicato di quanto non lo sia adesso, per questo problema anche della Gran Bretagna uscita dall'Europa, e a pagamento. Infatti il nuovo sistema si chiamerà ETA e funzionerà come l'ESTA degli Stati Uniti. Ora, il problema è che tutto questo è elettronico, cioè voi fate la richiesta, vi viene risposto, insomma è un inizio anche questo, voglio dire, di questo aspetto digitale, della digitalizzazione di tutto, insomma questo famoso identità digitale che davvero potrà facilitare, ma probabilmente anche problematizzare tanto, perché se tu minimamente non sei a posto su un dato o un altro, un dato di salute, un dato di qualsiasi altra cosa, ti ritrovi con a essere eliminato da un computer, insomma, voglio dire, ecco, questo non è una gran cosa e ci sarà da stare attenti. Ma guarda, io quando sento la parola digitale mi scatta il dito, è perché sono naturalmente retrogrado. Ma sei antiquato. Sì, allora, ok, va bene, d'accordo. Benissimo. Parliamo allora, di un'altra cosa. Si avvicina la Pasqua e a Pasqua si può andare in Catalogna. Ci sono un sacco di iniziative, di cerimonie bellissime. Per esempio, la Via Crucis Vivente di Santa Hilary Sacalm. Beh, sì, questi sono... sì.
Sono stupendi loro, È un paese vicino a Girona, siamo nel cuore dei Pirenei. Pensa che quando si cammina dopo la processione c'è tutta la cera dei ceri per terra, è bellissimo. Fai snick. Esatto. Vabbè, il Venerdì Santo, qui la particolarità sono i soldati romani, detti armaz, che fanno così con le lance, vabbè. Sì. Oppure la danza della morte a Verges, è un piccolo villaggio a nord di Barcellona. Qui c'è una bellissima processione il Giovedì Santo con delle lampade a olio molto particolari realizzate con i gusci di lumache. Vabbè. Oppure si può andare a Tarragona. Vabbè, ma insomma ci sono. Oppure a Barcellona. Ecco, esatto. Questa cosa che mi dicevi dei soldati romani, no? Come dire, pensa che in Sicilia, a San Fratello, ci sono andata, fanno una festa dedicata ai giudei. Cioè, la festa gira attorno, sì, alla processione di Gesù che viene, ma fondamentalmente la cosa più importante sono i giudei, cioè quelli che bastonano il povero Gesù, cioè è una cosa veramente strana, molto particolare. Scusa, hai parlato di Sicilia, parliamo anche di Sardegna. Allora, a Iglesias la settimana santa è particolarissima, sì? Dal 4 all'11 aprile, ecco, e c'è la processione del Descenso, è quella del venerdì sera, è una processione in chiave spagnoleggiante anche questo. Questo ricorre spesso, ma però la Pasqua più carina che ho visto, veramente divertente, è in Campania, la Madonna delle Galline a Pagani. È fantastico, perché poi tutto finisce, cioè a parte le galline, la Madonna che viene portata in processione, ma fondamentalmente, e poi come dire, in ogni cortile ci sono questi altarini dedicati che ognuno fa a suo modo, ma poi la cosa fondamentale è che si finisce con una di quelle tarantolate. La tarantella, quello è veramente una cosa la tammuriate. Sì, quella lì. Va bene. È l'anno di Perugia e vi svegliamo perché. A Perugia, città best travel del 2023 per la Rolling Planet, è il gioiello architettonico che si appresta a diventare importantissima perché c'è un avvenimento particolare. C'è la mostra di Pietro Vannucci, detto il Perugino, sì. E quindi attenzione perché è un momento veramente importante che appunto di questa arte dal 1450 al 1523, il Perugino. Sì, fino all'11 giugno. Poi, allora, Siena, prima città d'arte sostenibile. Perché sostenibile? Perché si è adeguata a tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Avrei dovuto dire Sustainable Development Goals, ma non mi viene mai bene da dire. Vabbè, vai avanti. Allora, riapre il Museo dell'Abbandono, un progetto molto carino di un museo diffuso, naturalmente fatto a Forlì in Romagna. Ci sono passeggiate speciali perché che cos'è l'obiettivo? È ridare visibilità ai luoghi privati e pubblici che si sono stati dimenticati, e si tratta del progetto in loco del Museo Diffuso dell'Abbandono, nato dall'associazione Spazi Indecisi, che è già un'associazione che si chiama Spazi Indecisi, è particolare, proprio romagnola. Carino, no? Il Museo dell'Abbandono, non ci sono solo i posti bellissimi, conosciuti, ma ci sono anche i posti abbandonati che hanno un fascino veramente incredibile. Senti, c'è una notizia qua, ma io non so, ma mi sembra incredibile. Sono i dati sul turismo, una previsione delle presenze del 2023. 442 milioni le presenze previste, con una crescita del 12,2% rispetto al 2022. E sono previsti 127 milioni di stranieri in Italia. Sì, ma diventiamo un paese straniero praticamente. Allora fai vedere finalmente la rivista. Ma no, dai, falla vedere te, dai. Ma no, una volta che ce l'avevi davvero, vabbè. Comunque questa è la nostra rivista Turisti per Caso Slow Tour, cercatela in edicola, ma evidentemente c'è anche sul web, è anche digitale, abbiamo anche i QR code. Sì, va bene, basta così. Ma basta così. Basta così, guarda. Basta così. Basta così. Sì, basta così. Sì, dov'eri alle Galapagos? Sì. Vabbè, d'accordo. Va bene, sarà per la prossima puntata di Siusi Patrizia News. Oh, bene, il TG del turismo.
Ciao.